Presidente, questi sono 3 punti a dir poco fondamentali. Sono non fondamentali, sono vitali. Non ci credo ancora. Non ci credo perché abbiamo fatto un girone di ritorno con tante difficoltà, con tante sfortune. Quando la stagione non gira è difficile farla andare. I ragazzi mi hanno stupito oggi mi hanno regalato una gioia indescrivibile e ce n'è ancora di strada un po' di fare, ma questo è un passo fondamentale. Sì, perché altrimenti sarebbero stati guai, diciamo, anche perché adesso dovete giocare contro Petrarca, insomma. Sì. Siete tutti e due lì. Siamo lì, però è fondamentale. Era una partita veramente da dentro fuori, rischiavamo la retrocessione diretta. Adesso ce n'è ancora di strada da fare, ma è un bel passo e i ragazzi hanno dimostrato il valore. Mi dispiace che in tante altre occasioni non siamo stati così. Ecco, diciamo che la squadra nei primi 10 minuti della partita, prima che la partita si sbloccasse, avevano costruito 4 palle gol clamorose per passare in vantaggio. Noi siamo questi. Oggi abbiamo giocato contro una squadra pazzesca, una squadra che arriverà distantissimo, una squadra che ha investito tantissimo. No, è una gioia, non riesco a essere non ho neanche le forze per trasmettere la gioia che ho. Quanto hai sofferto? Non ho visto la partita, se la vuoi sapere. Ah, sei andato fuori? Sono stato fuori. Sì, perché era davvero una tensione che si tagliava. Non ce la facevo, però sentivo. Anche perché, come giustamente hai detto tu, contro c'era una squadra che aveva giocatori che potevano trovare all'improvviso la rete come volevano. Certo, questi erano giocatori che possono veramente vincere lo scudetto. Grazie a tutti, grazie ai miei giocatori, grazie al pubblico oggi meraviglioso, palazzetto pieno. È tutto bello. Fondamentale vincere. Sì, per la classifica, perché non stavamo messi bene. Questi 3 punti ci danno ossigeno per una salvezza sicura. È stata una partita molto intensa, no? Sì, altissimi ritmi, ma si sapeva già. Loro lottano per un titolo e noi abbiamo fatto bene, abbiamo risposto bene oggi. Ecco, era fondamentale appunto, come hai detto tu, portare a casa i 3 punti. Come l'avevate preparata dal punto di vista mentale questa partita? Ma già in settimana sapevamo che questa era una partita fondamentale, quindi già da lunedì noi siamo stati subito concentrati insieme al mister, abbiamo fatto tutto a dovere e oggi abbiamo portato a casa il risultato. Anche perché insomma sarebbe stata complicata, no, la situazione in caso di non vittoria, soprattutto anche perché poi adesso vi attende il derby, no? Esatto, anche perché quelle che stanno giù insieme a noi hanno fatto risultato positivo, quindi ci hanno mangiato punti e quindi oggi era fondamentale vincere per allungare questa distanza. Ora la prossima ci aspetta una partita molto importante, un derby che faremo tutto per vincere. È stato importante, diciamo, pure essere andati in vantaggio 2-0, anche se prima di andare in vantaggio 2-0 avete avuto veramente tante occasioni, come vi era capitato anche altre volte, no? Che non eravate riusciti a trovare la via del gol subito. Esatto, diciamo che il gol è stata l'unica cosa che ci è mancata in queste partite, perché la prestazione secondo me c'è stata, quindi oggi bravi tutti che abbiamo concretizzato più delle altre volte. È stata una partita molto tesa, no? Alla fine della partita, perché anche loro giustamente, come dicevi tu, si giocavano molto. Esatto, è stata una partita a ritmi altissimi, loro una squadra di qualità altissima. Noi abbiamo messo il nostro massimo per far sì che questo divario non ci fosse ed è così è stato.